Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati a tutti nell'oroscopo del giorno, appuntamento del venerdì e noi ritorniamo dalle stelle di Radio.0 per andare a scoprire tutte le novità. E allora partiamo subito per il nostro viaggio tra i 12 segni, iniziamo dall'Ariete. Vi sentirete gratificati dalle amicizie che, oltre a dimostrarvi affetto, stima e ammirazione, condivideranno con voi gli stessi interessi culturali. Con Marte contrario in giornata non fatevi prendere dall'ansia di fare tutto e velocemente, date tempo al tempo. Toro, la luna benevola con Nettuno e Plutone, ma ostile a Giove oggi, crea ostacoli nelle finanze. Non preoccupatevi però, buone entrate copriranno le spese. Brillerete inoltre per ricchezza di idee e avrete la capacità di portare chiarezza anche nelle circostanze più confuse. Gemelli, con Venere che transita nell'opposto Sagittario, forse vi accorgerete che state vivendo le relazioni amorose in un modo un po' troppo disimpegnato e spensierato. Viva Mercurio e Marte, d'altra parte, vitalità e voglia di comunicare saranno al top per voi. Sul lavoro inoltre sarete molto apprezzati. Cancro, visto che Nettuno è nel segno dei pesci, vi ritroverete silenziosamente a dare una mano a un amico in forte difficoltà, pur non avendolo chiesto apertamente. Meglio fare attenzione, consiglio delle stelle, per possibili uscite obbligate o impreviste, o per questioni legali o fiscali in giornata. Leone, grazie a Mercurio e Marte alleati sarete dinamici e vitali, sempre pronti a cogliere occasioni importanti sia sul fronte professionale che su quello del cuore. Le vostre idee saranno grandiose, ma il buon senso vi farà capire ciò che è realizzabile e ciò che non lo è. Vergine, state in campana amici della Vergine, perché con Venere e Nettuno avversari tenderete a vivere intricate storie d'amore, rischiando di cacciarvi in situazioni decisamente complicate. Urano è con voi però, alcuni eventi familiari inattesi vi convinceranno a decidervi per un cambiamento. Bilancia, per colpa di Marte in collisione con Plutone sarà un venerdì difficile, costellato di incomprensioni e battibecchi, sarete insofferenti e poco disponibili in giornata. Maretta anche in famiglia per una traballante condizione economica, troverete però insieme le soluzioni per rimpinguarla. Scorpione, con la Luna, Giove e Saturno nemici, frenate la vostra impulsività. Nell'attività è il momento di fare buon viso a cattivo gioco, non avete via d'uscita d'altronde. Molto bassa anche l'intesa con gli amici, uno di loro apparirà ai vostri occhi con una luce tutt'altro che speciale. Sagittario, l'ausilio di Marte, Giove e Saturno in amore vi regalerà intense sensazioni fisiche ed emotive. Vivrete in modo più appagante anche la vostra sensualità. Riconoscerete poi in chi amate la persona che in passato avete tanto sognato di avere al vostro fianco. Meglio di così? Capricorno, con la luna complice di Plutone che è bersagliato oggi da Marte, dovrete avere una più attenta considerazione della vostra salute e di quella della dolce metà. Evitate confronti serrati e agguerrite rivalità in questo venerdì, puntate piuttosto a raggiungere risultati appaganti per tutti. Acquario, a causa della luna in Toro mal disposta verso Giove nel vostro cielo, vivrete una giornata un po' su di giri, caratterizzata da nervosismo e suscettibilità. State attenti a quello che il partner vi comunica e se c'è qualcosa che non vi convince, ditelo subito. E chiudiamo infine con i pesci. Per merito della luna sorridente a Nettuno vivrete in uno stato di grazia che non capita così di frequente. Approfittatene per una serata romantica e intrigante. Desiderate prendervi cura di persone bisognose d'aiuto, vi apprezzeranno proprio per la vostra disponibilità. Ed è tutto quindi anche in quanto a novità dalle nostre stelle di ottobre, che vi augurano una buona giornata, un buon fine settimana e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0